Grazie Roberto. Io se posso fare concludere la serata dicendo che, perché questo magari noi sul territorio lo possiamo dire, Francesca, il nostro segretario deve essere invece un po' più elegante, no? Elegante, però non guardarmi così Roberto. Però diciamo che in merito a questa nostra proposta di iniziativa popolare, secondo me oggi quello che manca è il deterrente. Cioè uno deve sapere che se entra in casa quello che rischia, in maniera malintenzionata ovviamente, quello che rischia è superiore al suo tornaconto economico, e quello che rischia a livello personale di pena ma anche di incolumità. Cioè questo è quello che manca. Uno deve sapere che se entra in maniera malintenzionata nella propria abitazione, quello che va a pagare è superiore al suo interesse al tornaconto personale. È un deterrente. E poi, altra cosa, di questo ne abbiamo parlato molto, il reato della violazione di domicilio deve essere annoverato non più come è ora come un reato contro il patrimonio, ma è corretto che venga annoverato come reato contro la persona. Questo sostanzialmente è un po' il nocciolo di tutta la questione. Io credo che la cosa, abbiamo già iniziato a lavorare sul territorio su questa, informando la gente nel nostro piccolo, e il sostegno a questa iniziativa popolare è importante, tant'è che stiamo letteralmente spaccando in due la platea. Cioè da una parte c'è chi ci sostiene, dice finalmente qualcuno dice che il limite di difesa all'interno della propria abitazione è sempre proporzionale all'offesa, e altri che dicono insomma lasciamo di fare. Io sono convinto che i ladri di galline non ci siano più, cioè chi entra in casa oggi non viene a rubare per mangiare, anche perché questi hanno già sussidi, quindi chi entra oggi in casa è un professionista e sa quello che fa e sa quello che vuole, quindi è giusto mettere i puntini sulle i e portare avanti questa iniziativa. Vi ricordo che ad oggi non possiamo ancora firmare perché dobbiamo andare entro fine mese a depositarla, però è già scritta, sì. I testi sono tre. Si può fare un emendamento. I testi sono tre: uno riguarda l'articolo 14 della Costituzione di cui vi ha parlato Roberto, uno riguarda l'articolo 52 e uno riguarda l'articolo 53 del Codice Penale. E quindi saranno tre le proposte di legge da poter firmare. Noi stiamo raccogliendo due in una? Ah, boh, vabbè, ci saranno due moduli allora da firmare. Noi stiamo raccogliendo già i nominativi per chi vuole essere avvisato, quindi vi abbiamo lasciato sulla sedia il modulo, che se volete potete compilarlo, poi ce lo lasciate qua, vi inseriamo sostanzialmente in un elenco e appena depositata la proposta di iniziativa popolare vi mandiamo una mail o un messaggio sul telefono, non facciamo pubblicità, non rompiamo le scatole a nessuno, mandiamo un messaggio. Esatto, dove andiamo a dire da oggi potete firmare e iniziare a far firmare. Inviterei invece chi ci ha ospitato stasera gratuitamente. Gratuitamente. Io insieme insomma, abbiamo condiviso tante battaglie. E quindi sei sempre stato vicino, ma adesso avremo ancora bisogno di te. È un altro che sei tesserato, quindi credo che Tarcento sarà l'epicentro? L'epicentro non lo so, però sicuramente ci sarà la prima sezione comunale. Lascio la parola per un saluto. Buonasera a tutti e grazie innanzitutto di essere qui. Faccio un passo al 24 novembre 2024 perché mi arriva un WhatsApp di questo signore dove mi dice guarda qua ed era un manifesto
questo nuovo movimento politico, di questo partito. E è nato un po', ma poi ci siamo un attimino visti, abbiamo capito e stiamo cercando di portare avanti quello che potrebbe essere una fiammella, ma potrebbe diventare qualcosa di più, insomma, anche perché considerate che qui il boss della prima ora si è fumato i suoi sigari, si è fermato qui, mi ha lasciato il puzzo dei sigari nella camera, per cui e quella volta aveva portato bene, ecco, per cui questo è sicuramente di buon auspicio. E per quello che riguarda poi il Tarcento abbiamo ancora un po' di tempo, sappiamo che c'è questa nuova tornata fra un annetto e mezzo, per cui cercheremo di essere pronti, di preparare qualche cosa e di scaturire l'interesse, perché questo secondo me è fondamentale. Purtroppo c'è questa perdita di volontà di partecipare alla politica, è disastrosa, no? Disastrosa, e purtroppo di politica non si può parlare solo al bar e recriminare. Questo è un problema che diventa consolidato, cioè recriminare e poi se ne parla un pochino al bar, però in consiglio comunale magari neanche non si va a capire che cosa si sta affrontando o chi sta facendo qualcosa in consiglio comunale, perché credete, ci sono dei personaggi in consiglio comunale che destabilizzano, creano situazioni imbarazzanti, portano le giunte a dover faticare 3 volte il tempo di quello che si sta normalmente per poter fare qualcosa nei comuni. Io dico, a Tarcento ci sono stati gli anticorpi per battere questo tipo di fare politica. Vedremo in futuro se ci saranno ancora. Io vi ringrazio e il signor Bertolucci offrirà un brindisi, per cui l'applauso fatelo lui. Grazie. Bene, per chi vuole rimanere facciamo un brindisi conviviale. E saluto anche il gruppo, Roberto, di Trieste, perché è venuto stasera anche il gruppo del Partito Popolare del Nord di Trieste e di Gorizia, e quindi saluto Sain Roberto e Bonelli Claudio. Grazie a tutti voi. Per chi volesse, noi siamo qua, ci fermiamo un attimo, una mezz'oretta per stare assieme. Grazie.